Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona, con veloce 01 MMG che prende l'iniziativa, attaccato al largo da Tommy, che prova ad insistere e passa a condurre, mentre è partito forte Caruso Grad che prova ad avanzare all'esterno. Torna al largo 01 MMG in anticipo su Caruso Grad, vuole ottenere il cambio al comando, sembra riuscirci. E così se ne vanno i primi 400 metri con 01 MMG che ritorna al comando. 32-1 per il primo quarto, molto comodo. Di fuori rimane Caruso Grad, secondo allo steccato è Tommy, terzo alla corda è Uragano Nero che non ha mosso, è rimasto così imbottigliato. Mentre viene via Big Lan dalla terza pariglia, puntata in avanti di Big Lan che dopo 600 metri in 49-1 rileva al comando 01 MMG che non si oppone. E così Big Lan al comando, 01 MMG in seconda posizione a precedere Tommy. Di fuori rimane sempre Caruso Grad, in seconda pariglia al largo c'è Velox Mail, mentre la favorita Beren è in penultima posizione all'esterno. Si viaggia da 1,20 al chilometro, Big Lan ora che è passato al comando ha sveltito un po' la cadenza e passa il primo chilometro in 1,20 spaccato, 15,8 per quel paletto. Davanti alle tribune, Big Lan in vantaggio, 01 MMG secondo allo steccato, Caruso Grad di fuori, Tommy terzo in corda, pariglia per Velox Mail, mentre viene in terza ruota ora Beren. C'è stato un paletto veloce adesso davanti alle tribune, Big Lan ha iniziato a camminare una volta trovata la testa della corsa. Accelera e mette già in difficoltà 01 MMG che perde 7-8 metri dalla testa, 14,9 anche la curva di destra, Big Lan in fuga da 01 MMG, Tommy, Beren che si impegna in mezzo alla pista, poi cerca di venire via dalle retrovie anche Verace Chi. Big Lan è in vantaggio ma adesso è richiesto, ha finito di andare di bella e adesso sembra stanco, arriva Beren, 14,9 la retella, 2,4,5 il miglio, ricorrere a tutti gli stratagemmi VP per scappare da Beren che sta provando ad arrivare, si è liberato ora dallo steccato invece Uragano Nero, la piegata conclusiva passata in 15,2, Big Lan ancora in vantaggio, Beren che ci prova al largo, 01 MMG di dentro, Uragano Nero in mezzo alla pista, Beren che attacca Big Lan, sta passando, arriva forte Uragano Nero, Beren è in vantaggio, Beren che vince su Big Lan, la butta via Uragano Nero al terzo posto è 01 MMG. 32 a chiudere, 1,17,9 ragguaglio cronometrico, vale meno per Beren che arrivava da 20 metri. Marco Stefani in sediolo per il training di Niccolò Iovinella, Mattia Ricci, la scuderia Jumping, il successo di Beren che con una progressione negli ultimi 600 metri giustizia Big Lan e al terzo posto 01 MMG.